Sono passati tanti giorni dall'ultima volta che Bagheria ha conosciuto il campionato di eccellenza. Il numero è incredibile, 4.368 giorni. Oggi però ci sono tutti i presupposti per provare a far festa, aspra, permettendo. Amici di Sportivi Siri, bentrovati da Francesco Cammucca allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Aspra, ultimo giorno di scuola per il campionato di promozione Sicilia Girone A. Dopo questo minuto di silenzio per ricordare Sara, che di fatto è stata l'ultima in ordine di tempo, speriamo che lo sia definitivamente, di questi episodi di violenza ingiustificati e ingiustificabili nei confronti delle donne. Giorgio, che cambia per l'ennesima volta ruolo in questa sua stagione, oggi fa il terzino sinistro, qui intanto opera questo cross, colpo di testa subito da parte di Caracappa e pallone che si perde al lato, occasione. Tiviglia con numero 6 Cina, numero 7 Bordoni, numero 8 Biondo, numero 9 Scordato, mentre intanto Giglio calibra il sinistro, la parata da parte di Chiello, già 2 palle gol in 3 minuti e mezzo per il Bagheria. Qui intanto conclusione, sopra la traversa ci ha provato Di Giorgio. Qui la battuta Caracappa, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti, 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata. L'anno scorso ha vinto la Coppa Italia promozione con il San Vito, insieme tra gli altri anche a Manfredi Di Giorgio. Qui la giocata centrale, Fiorentino, conclusione che si perde fuori, non di molto, c'è stata deviazione e allora calcio d'angolo. La battuta, questa volta primo palo Stassi, l'ha messa il capitano, il gol del 2-0 del Bagheria, e qui non poteva mancare la dedica per la futura nascita, per la futura paternità del bomber e capitano del Bagheria, che al quarto d'ora vola sul 2-0. Fiorentino fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino che trova il punto del 3-0 e adesso si scappa senza più timore, senza più guardarsi le spalle il Bagheria. 3 gol di vantaggio. Da parte di stagione diversi big sono partiti, ma intanto arriva il gol di Giacomo D'Agostino, con il numero 11 in stagione, Lucera. Prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario, Lucera, ingresso in area, evita anche Cina. Conclusione di Lucera, che piega le mani a Chiello, poker servito per il Bagheria, e nel giorno più importante non poteva mancare la firma del capocannoniere. 4-1. Al ritorno in eccellenza. Bartoloni con l'alleggerimento sbagliato d'Agostino, dribbla Cagnina e deposita in porta, e qui diciamo che il Bagheria il gol se lo fa da solo, è doppietta e sono 12 in campionato per Giacomo D'Agostino. Battuta lunga dell'argentino a cercare la corsa di Giglio. Giglio è più veloce dei suoi avversari, lo inseguono i due Tarantino. Giglio, la respinta a gamba aperta, a piede aperto di Chiello. A gran voce da D'Agostino, posizione regolare. Ciancimin fronteggia, passa per vie centrali, Scordato, va giù, calcio di rigore. Ai 11 metri c'è Scordato, il fischio dell'arbitro. Scordato spiazza Cagnina e c'è un solo gol di vantaggio adesso per il Bagheria. Segna il giovane numero 9, Aspra a -1. Capito del Bagheria che qui attacca sempre con Giglio fermato. Ancora Giglio, passa in mezzo a 2, Giglio, conclusione! Fuori non di molto, prova a mettersi in proprio qui Giglio. Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi! E arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze, non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere Di Giorgio Stassi la firma, quinto sigillo per il Bagheria che adesso inizia a intravedere lo striscione. Appoggio per Giglio che ha tanto campo da prendere
Giglio, 20 metri, se la porta al sinistro, Giglio ancora, Giglio cerca luce per il tiro, la trova adesso Giglio, l'appoggio! E la palla sulla traversa, clamorosa opportunità qui per Gallina. Incontro Bartoloni, riceve. Servizio per Andrada. Andrada fronteggia, il dribbling, Andrada, altro dribbling, sempre Andrada, la respinta di Chiello. È andato ad un passo dal golaso Josué Andrada. 4.368 giorni dopo, il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025, torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza.